Ringraziamo intanto tutti i presenti. Anche quest'anno la festa della solidarietà c'è, grazie a voi. E abbiamo una novità quest'anno, abbiamo chiamato degli amici che vengono da Gemona e che hanno fatto la polenta artigianale. Vorrei chiamarli qua, così facciamo anche il taglio della polenta. E un applauso, sono stati bravissimi, adesso lo vedrete. La gente che devono far veloci perché la gente vuole mangiare la polenta, quindi veloci. Grazie per l'ospitalità. Due cosette: la polenta non ha nessun segreto, nessuno di particolare. La polenta ha bisogno solo di farina di prima qualità, di ottima qualità, cucinata a legna, non gas o altre cose, che poi può venire buona anche a gas, eccetera eccetera, e soprattutto il paiolo rigorosamente in ghisa. Poi è da mischiare. E per cortesia, tutte quelle signore che sono presenti qui, la polenta ha bisogno di minimo un'ora, e se no fate a meno di farla. Mi raccomando, grazie. Adesso portiamo il carretto in sala taglio e andate a mangiarla. Allora, io direi, perché dopo io farei arrivare la polenta in cucina, se no ci facciano, perché hanno fame, giustamente. Facciamo il taglio, ecco, e dopo c'è un'altra, ecco, voglio presentarvi un'altra persona. Ecco. Lasciamo spazio ai fotografi. Applauso, taglio la polenta. Bene, fatto la foto. Aspetta che fa la foto, come i matrimoni. Come i matrimoni. Mangia come la candela. Questo è il peccato.